Allora, segretario, a la parola. Allora, la prima cosa che vorrei dire è un sentimento mio che manifesto qua, cercando di anche usare questo mezzo che è la televisione a farlo passare, è che se la politica si divide, di fronte al terrorismo abbiamo perso, perché questo non fa che indebolire, diciamo, le risposte che dovremmo dare per fermare questo problema, come l'hanno prima chiamato epocale. Allora, qua non si può nascondersi dietro il dito, come diceva prima Andrea. Nel senso, 20 anni fa arrivavano i immigrati, sì, ma non come adesso. 20 anni fa arrivavano i profughi, penso di no. È successo qualcosa, la politica ha fatto qualcosa. Cerchiamo di capire l'errore che abbiamo fatto, gli errori, e poi di cercare di dare risposte pur di evitare o di sistemare il problema che stiamo vivendo. Cerco di spiegarmi meglio. Nel 91 in Algeria ha vinto un partito basato sull'Islam, però ha vinto nelle urne. L'America ha detto no, perché quel partito non è democratico, bisogna il FIS mandarli via. Cominciano i problemi, perché 20 anni fa, 30 anni fa, kamikaze in Europa non si poteva pensare. D'altronde il kamikaze nasce, tra parentesi, in Giappone, dopo la seconda guerra mondiale. Vento di Dio. Però lo vedevamo in Iran, però qua no. Ma nel 91, quando abbiamo detto che questa elezione del popolo algerino non vale, lì è cominciato i problemi, sì. Nel 93, quando l'Iraq di Saddam è andato in Kuwait, Bill Clinton andando a bombardare lì, anche lì ha fatto i suoi problemi. Nel 2001, dopo Torri Gemelli, abbiamo avuto l'Afghanistan perché i terroristi sono lì, bisogna andare a bombardarli. Come abbiamo sentito prima, nel 2008 abbiamo avuto la Libia, nel 2012 abbiamo avuto la Siria. Cosa voglio dire? Voglio dire che anche quello è un problema. Il terrorismo è un problema epocale, ma anche fare la guerra perché nei paesi sviluppati fanno armi e devono venderlo, perché fa parte dell'economia, perché devono anche, indebolendo alcuni, avere il petrolio che costa meno, perché apro una parentesi. Nella guerra mondiale, quando i tedeschi sono andati in Francia perché avevano preso l'oro della Polonia, volevano prendere l'oro della Francia, che l'hanno spostato metà in Marocco e metà in Senegal, per quello sono arrivati in Senegal a bombardare il mio paese. Nonostante quello, i francesi hanno preso l'oro passando per terra per portarlo a Tombouctou in Mali, pur di evitare che... Cioè, questa è una guerra per il petrolio e per l'economia. Stiamo subendo, perché prima avevamo dittatori, avevamo però paesi dove qualcuno lo gestiva, non avevamo questo problema qua. Quindi non accettare e non dire che la politica ha fallito sull'integrazione dell'immigrazione, ma ha fallito sulla dominazione mondiale, sulla globalizzazione come oggi ce l'abbiamo, per non parlare del mercato mondiale come fatto, vuol dire nascondersi dietro un dito. Quindi lei come reagirebbe se fosse l'Europa in questo momento, se ci fosse veramente un'Europa? Allora, come reagirebbe al pericolo, o meglio, all'attacco al cuore di tutte le nostre vite? Allora, l'attacco è condannato perché non è che uno è esposto all'altro non è esposto, purtroppo siamo tutti esposti e lo condanniamo, purtroppo. E non ci dovrebbe essere, non ci dovrebbe essere. Però siccome c'è questo problema qua, che l'Europa da una parte ha le sue colpe, deve cominciare a dare delle risposte mettendo delle regole chiare, perché nel frattempo... Quali? Tipo che cosa? Chi arriva bisogna accoglierlo, secondo le regole che c'erano quando l'Europa aveva bisogno di questo discorso di rifugiati nel dopoguerra, e poi cercare di riportare pace e stabilità nei paesi dove non c'è. Ma come? È quello il problema. Ma la pace nei paesi... Allora, mi scusi, la guerra che c'è, per dire, in Siria, sì. Chi l'ha provocata? Chi l'ha provocata? Allora, l'Europa non fa parte di chi l'ha provocata. No, c'è una guerra tra sunniti e sciiti. Quello, come diceva Andrea... E gli americani hanno messo in moto e hanno finanziato l'ISIS, perché questo lo si sa. E cosa ha fatto l'Italia in quel momento? No, l'Italia non ha fatto niente lì. L'Italia non ha fatto Anzi, niente. Ha appoggiato l'America. Secondo lei, e cosa ha fatto il suo paese?
Il suo paese ha preso qualcosa? Comunque, il Senegal. Il mio paese è l'Italia. Io vivo qua, lavoro qua, faccio ricchezza qua, allora, sono italiano. E anche per me che sono italiano è il mio paese l'Italia. E cosa dovevo andare? In Siria? Lei che è italiano rimane qua e io che sono italiano devo andare in Siria. La vicenda delle guerre. Allora io riporterei tutto ai tempi di oggi, perché altrimenti no, perché se andiamo indietro col tempo secondo me non è che bisogna assolutamente trovare non se ne viene mai fuori, altrimenti una strada politica, di politica internazionale, per fermare i fronti di guerra, perché finché non si fermano i fronti di guerra stiamo certi che il terrorismo sarà senegalesi che arrivano, i Costa d'Avorio che arrivano, aspetta un secondo, non hanno guerra. Cosa c'è in Senegal? Vuole sapere cosa c'è in Senegal? Un attimo solo, però aspettate un attimo che parla il senatore, uno per volta, se no non si volevo dirlo. Però parliamo delle guerre, cosa succede in Senegal? Non è secondario. Ve lo dico io. Dall'80 al sud del Senegal c'è una provincia che si chiama la Casamance, tra Senegal e Gambia. Tra l'altro Gambia è un paese dentro il Senegal che la colonizzazione ci ha lasciato, perché era una parte degli inglesi. Quella parte lì c'è un gruppo dagli anni 80 fino ad oggi che reclama l'indipendenza di quella parte lì. È un gruppo piccolo, sì, però stanno facendo danni. Quando vanno a reclutare giovani di quel territorio, che è un commerciante ad esempio che rifiuta, mettono l'incendio del negozio il giorno dopo, con minacce di anche... queste stanno arrivando, non da Dakar, ma da quelle zone lì stanno arrivando. Ma non so. È un problema? Sì. Un attimo solo, se il senatore stava dicendo un discorso, dopo secondo me apriamo e chiudiamo questo capitolo delle guerre. Cioè l'interesse di tutti, penso anche dei paesi come la Siria, come la Libia, parlo dei governi legittimi che non ci sono, che sono in discussione, che non riescono a formarsi perché la situazione è quella che sapete, è molto, no, in Libia non si riesce a fare sto benedetto governo di unità nazionale che sarebbe il presupposto poi per fare anche gli interventi umanitari che sono necessari per controllare il flusso degli di chi usa le coste libiche per lasciare l'Africa. Allora bisogna assolutamente, adesso c'è dei negoziati di pace importanti in corso in Siria, no, purtroppo non sono ancora definitivi, però insomma il fatto che si parli, ci sia cessato il fuoco e rimanga solo aperto il fronte con lo Stato islamico, con l'ISIS o col Daesh, che si dica, quello è un fatto importante. Bisogna coltivare questa cosa qua, bisogna che tutte le potenze internazionali, quindi la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa, se avesse un po' di più forza anche come Europa sarebbe determinante, per fare in modo che se si chiude quel fronte lì, una parte importante dei problemi sarebbe, come dire, almeno sotto controllo. Sul fronte libico siamo a un passo perché manca sempre una settimana, non si riesce, ma ormai la diplomazia ha trovato la strada per fare quel Parlamento, diciamo, che metta insieme le due aree, fare un governo di unità nazionale, chiedere un intervento internazionale, ovviamente sulla legge dell'ONU, che permetta almeno il controllo umanitario, almeno quello, per anche lì poter in qualche modo controllare il flusso e poter mandarlo, diciamo, nelle varie direzioni europee o nei paesi dove devono andare. Allora, queste due cose sono importantissime e è importante che le Nazioni Unite, la Russia, l'Europa, gli Stati Uniti, tutti quanti insieme siano per fare questo. Ha ragione, guardate, ha ragione lui, in fondo ha ragione lui, no? È stata fatta, ha ragione lui, se diamo segnali di divisione vince il terrorismo e vince lo Stato islamico, perché è pronto l'ISIS a prendere, perché sono paesi fragilissimi. La stessa Tunisia è fragilissima, come abbiamo visto, no? La vicenda anche che abbiamo visto le settimane scorse degli aiuti che si devono dare alla Tunisia perché la gente rimanga in Tunisia, se no vanno via anche dalla Tunisia e quindi il problema si moltiplicherebbe. Quindi questo, almeno su questo, allora io dico è importante, sia quando è successo il fatto di Parigi, sia quando è successo il fatto di Bruxelles, il giorno dopo il governo italiano ha chiamato tutti attorno a un tavolo, tutte le forze politiche, tutti i capigruppo sia di Camera che di Senato, di tutti i partiti, per dire, al di là delle diverse opinioni che abbiamo, ognuno ha le sue valutazioni, come è giusto che sia, però bisogna fare fronte comune su queste due cose, sicurezza e superamento dei conflitti laddove ci sono, perché se non c'è questo il terrorismo avrà sempre la strada su cui trovare il modo per piegare gli avvenimenti anche bellici a loro vantaggio, perché in quegli avvenimenti il terrorismo si rafforza e quindi nascono anche poi
quelli che vanno da qua a combattere là, che poi tornano qua e fanno i terroristi, come abbiamo visto purtroppo in questi giorni. A livello di sicurezza interna, nazionale, interna, come Fratelli d'Italia è tanto che la chiediamo, però poi si assiste a depenalizzazioni di qualsiasi cosa, tra le quali ormai anche le forze dell'ordine, polizia, carabinieri eccetera, si trovano di fronte a dei criminali che altro non possono fare poliziotti che essere insultati e non rispondere. Però tornando ai tempi d'oggi, poi tra l'altro anche, scusate, ma anche i servizi segreti italiani non è che funzionano tanto bene, perché da quando non c'è più il SIS, il SISM eccetera, ci sono varie unità nei servizi segreti, perché c'è chi si deve occupare dell'attenzione interna e chi si deve occupare dell'attenzione esterna, e tra di loro non si parlano, e capita che terroristi che poi fanno delle stragi attraversano da Trento fino a Bari tranquillamente l'Italia, perché chi doveva controllare all'interno del suolo nazionale non ha comunicato con chi aveva preso in carico l'attenzione dall'estero e così via. Quindi l'Italia è una gruviera da questo punto di vista. Per fortuna, secondo me, che non siamo ancora di interesse e di attenzione di attentati, solo perché siamo utili come paese di transito. Però dire che, la domanda iniziale era, ma in Italia dobbiamo essere preoccupati dell'Islam in generale, oppure di eventuali attacchi terroristici? L'attacco terroristico è impossibile prevederlo, perché sono tutte cellule impazzite, sono dei lupi solitari, come le chiamano qualcuno. E allora dire che l'Islam è soltanto una religione di pace mi viene difficile, ma non solo per quelle 2 sure che ho letto, che uno potrebbe anche estrapolarle così, no? Però venerdì scorso in Belgio il Consiglio esecutivo islamico di Bruxelles ha rifiutato di concedere agli imam una preghiera congiunta per le vittime della strage, dal momento che le preghiere dei musulmani possono essere rivolte solo ai musulmani, non ai kefir o kefir agli infedeli. Ecco, questa cosa fa pensare, perché viene detto da un organo centrale, è un Consiglio esecutivo islamico in Belgio, che è il cuore anche dell'economia europea, e ascoltare in modo ufficiale, tra l'altro, la dichiarazione fa pensare. Tra l'altro fa pensare anche l'azione di interventi di alcuni, chiamiamoli, non lo so, giornalisti, solo perché alcuni sono iscritti all'ordine dei giornalisti, ma un Vauro Senesi che in diretta ospite a 8:30 dalla Lilly Gruber dichiara che questi kamikaze, e non mi piace la parola kamikaze perché i kamikaze erano altri che lottavano almeno per il loro paese durante un periodo di guerra, sono dei ragazzetti. Cioè questo sminuire sempre, quando c'è una strage, dare dei ragazzetti a persone che sono tremendamente organizzate, che dopo una strage riescono anche a prendere tranquillamente un taxi, insomma, sminuire da un punto di vista politico anche da parte dei media mi sembra anche essere un attimino, vabbè, non uso il termine, però un attimino sottovalutare il pericolo, perché il pericolo, dire che non c'è in Italia, è una bugia clamorosa, è una bugia clamorosa. Devo dire che ho notato, ero a Firenze domenica, sono andato in treno, quindi tra Padova, Firenze e Bologna, dei movimenti in più di forze dell'ordine si notano, devo essere onesto. Però ho letto, perché forse siamo sotto, c'è la Pasqua. Forse era quella la motivazione. Durante la settimana vado spesso a Mestre, a Belluno, in treno, eccetera. Cioè, un poliziotto o una coppia. Roma non la, allora, Roma neanche la cito perché sennò si scatena un altro. Purtroppo sono luoghi che conosco bene, sarà un caso che sono andato in Arabia Saudita, sarà un caso andato in Tunisia, sarà un caso che sono nato a Roma e ci ho vissuto, sarà un caso che abito a 5 km da Renzi, ma è un caso, ero residente lì, io sono nato per qualcosa, poi non lo so, sono tutti casi fortuiti, però a parte lui a Pontassieve, io a Compiobi sotto Fiesole. Allora, dire che il pericolo in Italia non c'è e dire che l'Islam, almeno esercitato in un certo modo nei paesi europei, dire che è un problema che non esiste, che sono soltanto migranti economici e climatici, mi dispiace, mi dissocio totalmente, ma il problema è forte. Purtroppo l'Italia non è ben organizzata. Ripeto, io spero che non succeda niente ovunque, perché anche un morto è anche troppo. Però in Italia stiamo giocando col fuoco, soprattutto non finanziando le forze di polizia e depenalizzando troppo certi reati. Volevo solo collegarmi al suo intervento per dire che, secondo me, dalla mia interpretazione, l'eccezione non deve essere la regola. Nel senso, sì, in Belgio hanno rifiutato di pregare insieme. Io posso dire che un mese fa mi ha colpito una cosa che ho vissuto direttamente avendo la possibilità di guardare la televisione senegalese, di venerdì in moschea, dopo la preghiera, che il prete di Dakar
che ha predicato dopo la preghiera ai musulmani, penso che questo non esiste da nessuna parte. Quando l'ho visto avevo i brividi e mi è piaciuto molto. Per dire che quello è un Islam che vediamo, qual è il problema? Tra di noi musulmani, io sono un musulmano praticante, c'è un problema. Il problema grande sono gli hadith e il Corano. Hadith sono le parole che diceva il profeta in quel tempo, che c'erano guerre e tutto. Il Corano è un altro... Io che sono contro il terrorismo, io sono un musulmano che crede e dice che chi ammazza un essere umano, secondo la mia religione Islam, è come se avesse ammazzato tutti, le dice il Corano. Io dico che quello è l'Islam che noi applichiamo basandoci sul Corano. Chi oggi mette bomba o va a ammazzare e spargere sangue, secondo me sta interpretando purtroppo gli hadith che valevano in quei tempi lì del profeta, che non valgono più oggi. Sì, ma è sempre una strumentalizzazione, si trova un po' ovunque. Quest'anno un attimo solo. C'era una cosa che mi... Sì. Allora, per rispondere un po' alla domanda. Allora, è chiaro che bisogna aumentare il grado di sicurezza dei cittadini, e questo lo si ha attraverso interventi che hai nel luogo, in Italia in questo caso, e le forze di polizia, l'intelligence, che hanno, diciamo così, il monitoraggio. Dopodiché io penso che le azioni diplomatiche dal punto di vista internazionale vanno effettuate, nel senso che le diceva prima Santini. È chiaro che un'azione di intelligence internazionale può dare, diciamo così, l'impressione che il fenomeno sia sotto controllo, insieme a un'azione diplomatica per evitare appunto i conflitti. È stata vista come una rinuncia alla propria sovranità, comunque un'intelligence internazionale, una condivisione, quindi però, non è stata vissuta bene da tutti. Però io penso che noi dobbiamo dare sicurezza alle persone, la sicurezza alle persone ce l'ho io quando lo Stato è presente, come prima veniva detto, cioè se lo Stato è presente mi dà un elemento di sicurezza. In questi giorni. Dopodiché ci troviamo di fronte a una situazione per cui il terrorismo che noi abbiamo conosciuto, quello delle brigate rosse o del terrorismo nero, non ha niente a che fare con questo. No, ma infatti. Nel senso che sono, pur essendo stati fenomeni drammatici per il nostro Paese, avevano una caratterizzazione, che erano comunque, c'era un elemento di repressione da parte dello Stato, da un lato, già dalla Chiesa per fare un nome, c'era un elemento di repressione nei confronti del terrorismo, ma contemporaneamente ha agito anche sul terreno sociale per togliere l'acqua, il brodo dove questi potevano, ovviamente mi riferisco alle brigate rosse, annacquare. E quindi è chiaro che serve un'azione diplomatica di controllo, ma serve anche spiegare le ragioni per cui nascono queste cose e togliere le ragioni. Se Blair dopo 8 anni dice forse abbiamo sbagliato a bombardare e erano false le notizie delle armi di distruzione chimiche che aveva Saddam, cioè tu non puoi dirlo dopo 8 anni, che è stato un elemento che ha generato anche la situazione che hai. Quindi bisogna togliere da un lato le ragioni per cui c'è il terrorismo. Il terrorismo non nasce per caso, sono pazzi naturalmente, perché chiunque si fa esplodere per ammazzare degli altri non fa un martirio a se stesso, fa un martirio agli altri naturalmente. Come il problema ma bisogna togliere le condizioni si tolgono dal punto di vista diplomatico eliminando i conflitti, ma ragionando anche sulle diversità che c'è nel mondo, che ci sono nel mondo. Ma lì non puoi lavorare. Adesso io non voglio fare riferimento un'altra volta a Papa Francesco, ma possiamo pensare che una situazione per la quale abbiamo convissuto per oltre 100 anni, e cioè che una parte del mondo vivesse con le condizioni degli altri 2/3 del mondo, che questa sia immutabile. Ma pensiamo davvero stiamo toccando interessi economici che noi basta che non ci verranno chiudiamo e la situazione rimane immutata? Non è così. Noi dobbiamo sapere che c'è una parte del mondo, ed è un continente in questo caso, che è l'Africa, che vive con $5 e il reddito pro capite per alcuni paesi al mese per le persone, e noi possiamo pensare che quella condizione rimane immutata, anzi diciamo li aiutiamo a casa loro. Ora, la considero un po' un'ipocrisia e poi finisco. Quando diciamo che li aiutiamo a casa loro vuol dire che l'olio tunisino senza dazio ce lo carichiamo noi. Anziché sentire le polemiche dell'olio tunisino, i nostri agricoltori delle olive, no, bisogna sapere che per aiutarli a casa loro noi dobbiamo rinunciare a una condizione che avevamo, perché altrimenti il mondo nella sua globalizzazione non si cambia. Ora, queste cose qua, perché dobbiamo farcele dire da un capo di una religione come Papa Francesco? Non avere, da questo punto di vista, la politica che lo assume come elemento centrale. E guardate che io non sono un credente, a differenza di
Però capisco che o hai una complessità del ragionamento che ha questa evidenza, altrimenti non le risolvi le situazioni. Sì, qualche controllo in più, qualche poliziotto in più, ma le situazioni che hanno questa ampiezza non le risolvi. Ma stiamo parlando qua di interessi anche multinazionali, che vanno ben oltre, non certo dei cittadini. Faccio un esempio e concludo. Ho sentito la conferenza stampa dei familiari di Giulio Regeni, il giovane italiano ammazzato in Egitto. Ora, a parte le risposte che ci ha dato l'Egitto, che sono grottesche, infondate, cioè hanno tutte le caratteristiche. L'Egitto è una dittatura. L'Egitto, il capo dell'Egitto è un militare e ha vinto, non le elezioni, e ha vinto con colpo di Stato. Sì. Noi abbiamo interessi economici in Egitto. Siamo il partner commerciale per l'Egitto, il primo partner commerciale siamo noi per l'Egitto. Se il nostro paese rompe le relazioni commerciali, non quelle diplomatiche, perché per rompere quelle diplomatiche poi non puoi più intervenire sui servizi segreti o sull'Egitto per avere delle informazioni e la verità su Giulio Regeni. Se noi rompiamo le relazioni diplomatiche, vuol dire, quelle economiche, scusate, non quelle diplomatiche, vuol dire che una parte delle nostre imprese, ne cito una, l'ENI è in Egitto, viene meno la presenza italiana. Voi comprendete come anche una cosa che sta indignando il popolo, non sapere che un proprio concittadino è stato torturato e le risposte che ha dato un governo con cui noi abbiamo rapporti diplomatici sono quelle, ha implicazioni molto più ampie della boutade giornalistica. Quindi è chiaro che vi sono interessi economici, le armi mica si fanno per vendere a Luna Park a sparare, ma allora bisogna prestare il fianco, si vendono per fare le guerre. Certo, e le multinazionali, come è successo per la Francia quando Sarkozy ha bombardato la Libia, era per difendere le multinazionali francesi che hanno un caposaldo fondamentale, quelli petroliferi, in quel paese, mica per la democrazia o per la libertà, no, per tutelare gli interessi economici. Passo la parola a Re, con un po' la provocazione, andiamo però anche in pubblicità. Un po' l'osservazione che è stata fatta, stiamo prestando troppo il fianco e quindi quanto dobbiamo effettivamente cedere o quale compromesso arrivare per ottenere qualche cosa. Poi noi come paese, perché dovrebbe farlo tutta l'Europa in un sistema internazionale dove anche gli Stati Uniti dovrebbero metterci il suo, cosa che questo non avviene. Le passo la parola anche a voi in pubblicità, pochi secondi. Un attimo solo, adesso andiamo in pubblicità così dopo ho tempo di rispondere anche bene. Un attimo.